Conclusione. Per la Congregazione delle Sorelle del Cuore Immacolato di Maria di Diego Suarez e per la Chiesa del Madagascar nel campo della vita consacrata, questa ricerca potrebbe aprire una serie di piste di riflessione e fornire degli orientamenti sull'interpretazione e la conoscenza dell'identità patrimoniale. Al termine di questa ricerca abbiamo scoperto che c'è una relazione tra il patrimonio e l'identità, in senso che etimologicamente il patrimonio è ciò che un padre lega ai suoi figli. Patrimonio viene da pater. Quindi abbiamo osservato che il nostro fondatore ci ha legato qualche cosa che fa il nostro orgoglio e la nostra fierezza, quello che chiamiamo patrimonio. Questo patrimonio che il nostro fondatore ci ha legato è quello che fa la nostra identità. Senza questo patrimonio non abbiamo anche l'identità. In breve, si può affermare che il successo e il futuro dell'istituto dipendono dal nostro impegno e dalla qualità della formazione dei nostri membri. La formazione permetterà di ritrovare costantemente la ragione di essere della congregazione nel seno della Chiesa e della società contemporanea. Così pure una buona conoscenza dell'identità patrimoniale della congregazione, del seno e del valore della consacrazione favoriranno in primo luogo il coraggio e la tenacia dei membri di fronte alle sfide lanciate dalla cultura e dalle sfide moderne. L'originalità di questa ricerca, allora, si trova in tutto ciò che abbiamo appena detto. Dobbiamo perciò inculturare e aggiornare la nostra identità patrimonio in uno dei tratti culturali malgaci, come il Fiavanana, per aiutarci a vivere bene il nostro essere religioso e il nostro essere malgascia. Comunichiamo che oggi Sokamien Rahal Manana ha superato la prova d'esame di dottorato con il grado di magna cum laude. Al suo figlio Gesù Cristo per il dono della vita consacrata che mi ha posto nella sua Chiesa e allo Spirito Santo, luce sulle mie strade, alla Santa Vergine Maria per la sua presenza materna. Grazie ai miei cari genitori, permesso loro ho ricevuto da Dio la vita. Grazie per l'educazione umana e cristiana che mi hanno dato.
ringrazio la Chiesa del Madagascar, il nostro caro fondatore, Sua Eccellenza Monsignor Edmond Marie Jean Paul e la cofondatrice Thérèse Geneviève, che dal cielo continuano a rassicurare dalla loro presenza le loro figlie generate nello Spirito. Ringrazio in modo tutto particolare alle superiore generale della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, di Dio Consorez, con le sorelle consigliere che mi hanno dato l'opportunità di approfondire la formazione e di scoprire la bellezza della vita consacrata. Tutte le sorelle, con la superiore coordinatrice Regina Mancia Alfonsina, che è qui presente, che il Signore ha voluto mettermi accanto perché insieme condividiamo lo stesso progetto di vita nella fraternità, nella comunità e nella comunione. Esprimo la mia gratitudine ai miei cari professori dell'Istituto Teologico di Vita Consacrata Claretiano, in particolare al mio moderatore, il professore Kipoi Kongo, che con la sua pazienza e la sua generosità disponibile, malgrado le numerose e grandi occupazioni, ha assunto la responsabilità di condurre e orientare questo lavoro. La mia riconoscenza è rivolta pure al padre Precide Xavier Larananga e ai miei concessori padre Maurizio Bevilacqua e padre Domenico Arena per le loro osservazioni e i loro suggerimenti che sono stati di grande aiuto per me. Una riconoscenza tutta particolare a coloro che hanno finanziato i miei studi, alle diverse comunità e all'USMI di Apolli per la loro generosità e ospitalità. Desidero ringraziare gli eccellentissimi signori delegato dell'ambasciata del Madagascar presso il Quirinale, Monsieur Dam, e al Monsignor Giancito Berloco, al nostro parroco della parrocchia malgascia, per la loro generosità disponibile, anche la loro presenza qui, nonostante i grandi impegni lavorativi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno incoraggiato e sostenuta moralmente, materialmente e spiritualmente per la realizzazione di questo lavoro. Particolarmente ringrazio Padre Salomon Renelson e Guillaume Christophe e Frank e Michaelis. Le mie parole sono povere per esprimere ciò che la mia anima sente. Possa il Signore colmare tutti voi delle sue benedizioni. A voi tutti amici, compagni di cammino e tutti voi che da lontano o da vicino mi avete aiutato in mille modi per raggiungere questo obiettivo. Vi ringrazio e per la mia riconoscenza non avrà fine. Che la benedizione di Dio vi accompagni sempre e ovunque. E alla fine rivolgo a voi, cari professori, mi sono lieta di offrirvi un piccolo ricordo per questo particolare momento.
di questa sala ci hanno preparato qualcosa per rinfrescare. No, no. Io ovviamente misericordia.